Antonio Villas-Boas nacque il 7 maggio 1934 in una piccola località rurale del Minas Gerais, in Brasile, una terra di campi infiniti e cieli che sembrano non finire mai. Era figlio di contadini, cresciuto in un ambiente dove il lavoro era duro e scandito dall'alternarsi delle stagioni, dove il canto degli uccelli al mattino e il silenzio della notte erano i veri orologi della giornata. Fin da bambino imparò a guidare il trattore, a conoscere l'odore della terra bagnata, a riconoscere il momento giusto per la semina e il raccolto. La sua famiglia possedeva un trattore, segno di modernità per un contadino negli anni 50, e questo gli permetteva di lavorare anche dopo il tramonto, approfittando delle ore più fresche per arare il terreno senza rischiare colpi di calore. Antonio era un giovane sveglio, curioso, con una certa ambizione. Negli anni successivi avrebbe intrapreso studi per diventare avvocato, si sarebbe sposato e avrebbe avuto 4 figli. Ma nel 1957 era ancora un ragazzo di campagna, abituato al buio della notte e al cielo stellato che incombeva come una cupola immensa sopra i campi di mais. Nei giorni che precedettero l'evento che avrebbe segnato la sua vita, Antonio raccontò di aver notato fenomeni strani, luci che comparivano a orari insoliti, che sembravano seguirlo o spostarsi nel cielo senza il tipico moto delle stelle. La notte del 5 ottobre, una luce bianca si avvicinò alla finestra della sua casa, rimanendo sospesa per qualche istante prima di sparire. Qualche giorno dopo, il 14 ottobre, un'altra luce, questa volta di colore rosso, si mostrò mentre lavorava con suo fratello. Quando i due cercarono di avvicinarsi con il trattore, la luce sembrò allontanarsi, quasi giocare con loro. Questi episodi, che potevano sembrare suggestioni, prepararono Antonio a ciò che sarebbe accaduto. Il 16 ottobre, spinto dall'urgenza di terminare il lavoro, decise di arare i campi di notte. L'aria era densa, profumata di erba e di terra umida, e il suono del trattore era l'unico rumore che rompeva il silenzio. Fu allora che vide quella che all'inizio sembrò solo una stella più brillante delle altre, una stella rossa che pulsava come se respirasse. Antonio la fissò, incuriosito, finché non si accorse che si stava muovendo. Non era ferma nel cielo come le altre, ma stava lentamente scendendo verso di lui. Il cuore gli batté più forte, una sensazione di presagio gli salì dallo stomaco. La luce crebbe, si ingrandì e divenne un oggetto ovale, con una cupola nella parte superiore che sembrava ruotare. Era come se l'oggetto fosse vivo e stesse scegliendo il suo punto di atterraggio. Quando toccò il terreno, 3 gambe metalliche si dispiegarono dalla sua base, scavando nel suolo e lasciando impronte che Antonio avrebbe potuto ritrovare il giorno dopo. Presa dal panico, la sua mente reagì con l'istinto più primitivo: fuggire. Accelerò il trattore, ma il motore si spense di colpo e con esso i fari. Rimase immerso nel buio, sentendo solo il suo respiro affannoso e il battito del cuore. Scese e corse, ma pochi passi dopo venne afferrato da un essere basso, tozzo, completamente coperto da una tuta aderente grigia, con un casco metallico che rifletteva la luce della navicella. La presa era incredibilmente forte e prima che potesse reagire, altri 3 esseri lo raggiunsero. I loro movimenti erano rapidi, coordinati, quasi militari. Antonio li sentì emettere suoni gutturali, un miscuglio di latrati e grugniti metallici, incomprensibili e inquietanti. Fu trascinato verso una scala che pendeva dall'oggetto. Si divincolò, graffiò, urlò, ma le loro mani lo immobilizzavano con facilità sovrumana. Quando varcò la soglia dell'astronave, fu investito da una luce accecante e da un odore metallico che gli riempì le narici. Si trovò in un ambiente liscio, senza spigoli, illuminato da una luce bianca uniforme che sembrava emanare dalle stesse pareti. Lo spogliarono e lo cosparsero di un gel vischioso, che Antonio descrisse come freddo al tatto, trasparente,
con un odore pungente ma non sgradevole. Poi venne condotto in un'altra stanza, più piccola, dalle pareti curve. Su una parete notò strani simboli rossi, che memorizzò e ridisegnò in seguito. Gli esseri gli prelevarono sangue dal mento con un piccolo tubo di vetro. Non provò dolore, solo un leggero bruciore, come se la pelle fosse stata aspirata. Poi lo lasciarono in una stanza da solo. Da piccoli fori cominciò a uscire un gas trasparente, che lo fece tossire, vomitare e sentire una stanchezza improvvisa. Quando la porta si aprì di nuovo, Antonio vide una figura femminile entrare nella stanza. Era completamente nuda, di pelle chiara e senza imperfezioni, con lunghi capelli biondo platino e occhi grandi, leggermente inclinati. Il suo corpo era proporzionato, le curve accentuate, ma l'assenza di sopracciglia e l'intensità dello sguardo le conferivano un aspetto stranamente non umano. Si avvicinò senza dire una parola, lo toccò e lo spinse a terra, e lì avvenne l'atto sessuale. Antonio era combattuto, spaventato, confuso, ma anche attratto da quella creatura. Lei non lo baciò mai, ma lo fissava con uno sguardo che Antonio descrisse come ipnotico, e durante l'atto lo morse leggermente al mento, come a lasciare un segno di possesso. Quando tutto fu finito, lei si alzò, si accarezzò la pancia e indicò il cielo, suggerendo che il rapporto aveva uno scopo riproduttivo. Dopo che la creatura se ne andò, Antonio fu rivestito e accompagnato in un giro della nave. Notò che non c'erano angoli né spigoli, le pareti erano curve e bianche, e tutto sembrava perfettamente pulito e ordinato. Vide strumenti, sedili, luci, ma non riuscì a capire a cosa servissero. Cercò di prendere un piccolo oggetto come prova, ma uno degli esseri glielo strappò di mano. Alla fine fu condotto all'uscita. Scese la scala e si trovò di nuovo nei campi. L'oggetto decollò silenziosamente, risalì nel cielo e scomparve. Quando Antonio tornò al trattore, si rese conto che erano passate più di 4 ore. Nei giorni seguenti si ammalò, nausea, mal di testa, bruciore agli occhi, lesioni cutanee che si aprivano da sole, febbre. Il suo corpo sembrava avvelenato. Spaventato, si mise in contatto con un giornalista interessato ai fenomeni UFO, José Martins, che lo portò a Rio de Janeiro e lo fece visitare dal dottor Olavo Fontes. Quest'ultimo documentò i sintomi e li definì compatibili con una moderata esposizione a radiazioni. La storia di Antonio cominciò a circolare negli ambienti ufologici e attirò l'attenzione di ricercatori di tutto il mondo. Alcuni lo considerarono uno dei primi casi autentici di rapimento alieno, altri lo accusarono di essersi ispirato a racconti di fantascienza apparsi su riviste brasiliane pochi mesi prima. Antonio, però, non cambiò mai la sua versione, neppure dopo anni di pressioni, derisioni e interviste. Raccontò sempre la stessa storia, fino alla sua morte nel 1991. Il caso divenne un punto di riferimento per la casistica delle abduzioni. Conteneva tutti gli elementi che sarebbero poi diventati tipici dei rapimenti alieni, dai prelievi medici al rapporto sessuale, fino al ritorno con sintomi fisici persistenti. Alcuni lo interpretarono come la prova di un programma di ibridazione portato avanti da una razza extraterrestre. Altri lo videro come una fantasia erotica trasformata in mito personale. C'è chi ha ipotizzato addirittura un esperimento umano, forse condotto da un'agenzia segreta con droghe e scenografie, ma questa ipotesi resta minoritaria. Oggi, a distanza di decenni, il caso di Antonio Villas-Boas continua ad affascinare. È un racconto che unisce paura, mistero e un senso di violazione dell'intimità. Che si tratti di un'esperienza reale, di un sogno vivido o di un inganno ben orchestrato, resta una delle storie più inquietanti e suggestive della storia dell'ufologia,
Una finestra aperta su un enigma che continua a sfidare le nostre certezze e a stimolare la nostra immaginazione.